Nella puntata precedente, Filippo e Totò stanno cercando un giovane in grado di guidare una superauto. Domani mattina o Michelangelo. La ricerca li ha condotti fino a Michele Cavaliere, al quale è stata assegnata Skit, l'automobile parlante. Io mi chiamo Skit e dico cose raccolte in la faccia, Skit e Skit. Durante il primo giorno di prova, Skit viene rubata da alcuni malviventi. Wow, ora ne smontiamo tutta. Ma grazie alla sua intelligenza artificiale ne uscirà fuori indenne. Ammoccatevi il sospeso. Adesso che Michele e Skit sono nuovamente Mi insieme, raccomando, la prossima volta passate di che ammazzate. possono iniziare la loro avventura contro la criminalità organizzata. Io sono Michele Cavaliere. Sono stato ingaggiato per combattere la criminalità organizzata. Mi hanno affidato una macchina all'avanguardia. Il suo nome è Skit. Skit è dotata di un computer parlante che mi assiste in ogni momento. Purtroppo i tempi sono duri ed il prezzo del carburante è salito alle stelle. Io sono Michele Cavaliere e questa è una storia super cara. Picciotto, vi volete smuovere? Tale, casa fece già mezzanotte! Scappate, ciao Finanza! In cui c'hai se vuoi? Ma diciamo vero, a sura se viene, scuro! E mia moglie mi aspetta a casa! Se vuoi ti presto il telefonino e ci dici che stanotte un successo tipo succede una guarda. Dove qua? Sì, ho visto. Quella! Allora, brocco la paesetta vanno bene? Zio Philip! Che? Diventassi tutto americano? Posso stoccare una cosa? Basta però come fa a spendere assai. Cura! Allora zio, una pozione di pasto funna, abbanda con l'uovo mi raccomando, tanto pago lo zio Philip e 4 pessi con quei timino rosso, così faccio pessi che vino, meno pessi che dipende come te sono bicchiere. Che te che si A accressono? te non ti piacciono? Dalla che sono grossi? So che chiude i freschi della roccetta. Ah, tu sai essere i babbaloci. Praticamente, sa fanno... Ma sto fuori un tavolo 11! Sei vito! Michele, senti una cosa. L'altra volta ho pensato parlavo con un Suzuki e mi disse che lavoro un bollino blu. E mi era Ho levato. Michele, fammi capire una cosa, lavare a lavare. No, a levaro. A levaro. Quindi a lavare. No, un a levaro, a levaro. Ma a lavare qui che tu O lavare, a lavare. A lavare come? Per la stazione a lavare. A levaro, no a levaro. Che cosa a lavare? Michele, ora va a finire però, mi squagliano tutti i possibili. Michele, ma cosa ci facciamo a Montepetterino? E chi raccoglie una pochi figurini. Secondo me con questa faccia sei a mommiare qualche coppietta. Aspetta me che non te ne vede. Michele, ti raccomando, c'è che ti dare peso, che sento scura pozzato di cannella. Mettete al lime. E mettete al lime e giù spoitetto. A fare bene che ti può fare partino, Michele. Quando le tu mi fa montare l'aria condizionata. Mettete al lime. Quanto la puta è tuccio che cercavano. Non mi c'era le pezziche di mannara, passetta. Sta fermo, ne ci vuole la lavaggio. Sì, passetta, che la si bancata. Perciò, me che t'accattai questa macchina nuova? Sa. Però ci avessi a lavare i cicchioni su tutte macchiate. Ma autocane come sta? Avanza con noi. Io dove scamananno? Aveva una canna a Montepetterino. Oh, vi ricordo cane mi macchia i cicchioni nella macchina. Fuffa queste cose non ne fa. Un segnavo buono cane. Tu sei fuori. Ah, io sogno Ford. Cioè, autocane viene e fai i bisogni nella mia ruota e io Che sogno cosa? Ford. Tu proprio mi stai pissando l'ugna dei piedi. O vedi il socoteato. Io accettavo i braccione canotella. I braccione canotella. Ah, allora te la mangia, Che spì. bolessere le fanno? Mica non ti scantare, ti stai facendo cancellare i cicchioni di vinti e i freni di porcellana. E poi macenare. Zio Fele, io rispetto, lei è di quella via. Veramente ti scalo lo stipendio. Voce mi raccomando, non manteggiare.
Se tu cominciamo la miseria. Fofe, comincia a correre che ti picchi i piatto.